Un'altra tematica su cui spesso veniamo interpellati è quella dei concorsi pubblici. Molti psicologi chiedono tramite l'ordine a noi di verificare la legittimità di bandi pubblici per l'accesso a impieghi in materia genericamente sanitaria. Talvolta il problema è proprio quello che i psicologi vengono esclusi in favore di altre categorie professionali, tal'altra che invece per svolgere dei compiti che sono eminentemente psicologici, quindi dovrebbero essere atti riservati agli psicologi, il bando di concorso viene aperto anche ad altri professionisti. Tra l'altro ancora ci sono altri problemi, per esempio riferiti all'effettiva iscrizione all'albo, a una determinata anzianità di servizio che viene richiesta. Insomma, spesso ci si chiede se i bandi sono conformi alla normativa e spesso accade, questo ci tengo a dirlo, che in effetti non lo siano. Non bisogna avere una presunzione di legittimità per cui in qualche modo se è stato fatto così dalla pubblica amministrazione vuol dire che è corretto, perché spesso purtroppo vi sono errori e problematiche che, come dire, è compito del singolo psicologo e poi dell'avvocato a cui ci rivolge far emergere. In questi casi noi cosa facciamo? Da un lato diamo una risposta immediata all'iscritto, in secondo luogo contattiamo la dirigenza politica dell'ordine, in particolare il presidente, che provvede poi a intervenire e a gestire la situazione nel modo migliore possibile. In alcuni casi siamo intervenuti insieme appunto al Presidente dell'Ordine direttamente presso le pubbliche amministrazioni, ottenendo il ritiro in via di tutela di bandi o di determinate previsioni di bandi che erano illegittimi. In altri casi purtroppo questo non si riesce ad ottenere perché le pubbliche amministrazioni perseverano in bandi che non sono legittimi e quindi l'unica via diventa quella dell'impugnazione giurisdizionale. Chiaramente qui usciamo dalla prima consulenza, dall'attività diretta che svolgiamo con l'ordine, ma il nostro studio ha un'alta expertise nel diritto amministrativo e siamo ovviamente disponibili a accompagnare i psicologi di fronte ai tribunali amministrativi per la contestazione dei bandi. Altre volte evidentemente i bandi invece sono corretti e le questioni non avevano fondamento giuridico le contestazioni e noi ovviamente lo diciamo in modo che una persona comunque sia più serena di non aver subito un'ingiustizia rispetto al bando di concorso che sta affrontando.